passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Buongiorno a tutti, al popolo dei podisti e al popolo della FIASP, vi do il benvenuto a Racchiuso per la quinta edizione di Actor Paris Clus. Passo subito la parola a Michela che vi presenterà le giornaliste per un giorno. Buongiorno a tutti, sono Michela. Oggi sarete accompagnati nella nostra passeggiata per Racchiuso da 4 splendide presentatrici. Avremo con noi Subi, Veronica, Alessia ed Emma. Inoltre all'arrivo potrete vedere Nicole e Giulia. Spero che possiate passare una splendida giornata fra poco. Quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano 2 di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con 2 viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza 2 punti di vista. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, sì ma tu un po' di più. Se la bellezza a 2 passi a portata di manicure. Ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dire. Mi chiamo Veronica. Salve a tutti, ci troviamo al primo Aristero, presso la tenuta Valdomini. Qui passano i podisti della 13 e 18 km. Questa zona del paese è molto utilizzata dai podisti che vogliono correre lontano dal traffico. Ciao, sono Alessia. Com'è andata finora la marcia? La marcia è andata bellissima perché è in mezzo ai boschi, ben organizzata e ben segnalata. Complimenti. Ora avrà davanti a sé un piccolo tratto di salita. È pronta? Prontissima. Peccato che non ho le racchette oggi. Buona marcia. Grazie. Prego. Ciao Alessia. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se fuori tutto è realistico, non lo prenderò come un rammarico. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. Qui sono Subi. Qui i podisti hanno appena effettuato una discreta salita e hanno davanti a loro la discesa che li porterà in Borgo Faris per poi risalire verso il castello verso il monastero delle Clarisse e il castello di Partistagno. Mi chiamo Emma. Come va la salita? Insomma non c'è male, va benino, grazie. Lei farà 13 o 18 chilometri? Io faccio la 13, Buon divertimento. grazie. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, sì ma tu un po' di più. Se la bellezza a 2 passi a portata di manicure. Ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il Anche tuo. se
Qui ci troviamo in Borgo Faris, al secondo ristoro, dove potete ammirare due importanti siti, il monastero delle Clarisse e il castello di Partistagno. Quest'ultimo è stato inaugurato di recente, dopo una lunga serie di lavori, ed ora è possibile accedervi per delle visite guidate. Il castello si può visitare 2 volte al mese. Gli orari sono consultabili sul sito del comune e sul sito del museo di Artemis. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il Anche tuo. se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati. Come sta andando la marcia finora? Molto bene, Le piace il percorso? il percorso è molto bello, vario, bellissimo per questo periodo. Vuole darci qualche consiglio per il prossimo anno? E forse qualche segnalazione in più all'inizio. Grazie e buona marcia. Grazie a voi. Possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia. Qui siamo in località Poiana, ci troviamo nella parte del paese confinante con il comune di Faedis, con il quale siamo in regime di unione. A questo ristoro passano i podisti di tutti e 3 i percorsi. Signora, quale percorso sta facendo? Sto facendo il percorso di 13 km. Le piace? Molto? Molto? Sa che all'arrivo li aspetta anche una sorpresa? No, non lo sapevo. Qual è? Non posso dirglielo, però buona continuazione di marcia. Molte grazie. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il Anche tuo. se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se fuori tutto è realistico. Questa è la piazza principale del paese e quella che vedete è la chiesa di Racchiuso dedicata a San Silvestro Papa. Il campanile sulla sinistra conserva quella che è ritenuta come la più antica iscrizione in friulano. La strada che vedete è la regionale 356, che ancora in tanti chiamano la statale. Questa taglia il paese in 2, Racchiuso Nord alla nostra destra e Racchiuso Sud alla nostra sinistra. Questa divisione ha fatto sì che nascessero 2 squadre calcio, protagonista al torneo dei borghi nel comune di Artemis. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il Anche tuo. se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se fuori tutto è realistico, non lo prenderò come un rammarico. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se fuori tutto è magnifico. La manifestazione termina qui, ringraziamo gli 818 partecipanti che speriamo abbiano trascorso una piacevole mattinata. Vi diamo appuntamento il prossimo anno alla sesta a Torpa Riclus e FIASP vi ricorda che sabato alle 18 vi aspettano a Flumignano e domenica alle 8 vi aspettano a Dolegnano. Grazie, a presto. Fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico. È possibile